da mangiare ai gatti stamattina. Sì, ho dato, ci mancherebbe se non ti lasciano uscire di casa. Assolutamente sì, miau, miau, miau. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, ma dai. C'è anche Simone Regia, ben ritrovato, buongiorno a tutti voi. Eccola qui, questa è la base tamarrosa che ci dà ritmo la mattina, perché ci vuole ritmo in questa rassegna stampa e ragazzi ci sono delle notizie che vi faranno saltare sul divano. Prima però il sito, eccolo qua, il nostro sito, quello di Radio Libertà, quello collegato proprio con una porta. Io esco da questo studio e c'è la redazione di Radio Libertà, dove con Lorenzo e Beppe si preparano le notizie e quelle che passano dalla radio a internet. Radio Libertà è anche un sito di controinformazione con le principali trasmissioni di Radio Libertà in versione articolo, e quindi, che ne so, Giovanni Sallusti apre il nostro sito con immigrazione incontrollata uguale più reati. Allora aveva ragione Salvini. Ricordiamolo, Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier, oggi a processo poi saltato per l'indisposizione dell'avvocato, ma comunque in problematiche molto gravi, solo per aver deciso di fare quello che avete chiesto voi quando avete votato Lega e centrodestra alle scorse elezioni. Sul sito di Radio Libertà si parla, ad esempio, dei giornali, i giornali visti da Sammy Varin. Già, la mia selezione personale dei migliori articoli del giorno la trovate poi sul sito radiolibertà.net, ma ci sono gli articoli di Giulio Cainarca, il Green Deal da burocrati, il mondo è andato altrove, di Giuliano Zulin, PD contro i LEP ma li volevano loro, di Alessandro Gnocchi, la sua trasmissione Alta Tiratura, Loriana che per prima capì il mostro, sinistra e Islam. C'è Carlo Cambi con gli scorretti, Qatargate, Mogherini, c'è sempre la sinistra, c'è Francesco Borgonovo, la sua nuova trasmissione La Cittadella che avete sentito poco fa in replica va in onda il martedì e il giovedì alle ore 15, ma è una volta che la zecco alle 13, più libri, più liberi, la censura a destra e un regolamento di conti a sinistra. Si parla naturalmente della censura perché non voti PD e non scrivi PD. Francesco Borgonovo è tornato in onda e voilà, sul nostro sito internet c'è la sua trasmissione che potete leggere oltre che ascoltare. Questo è un esempio di chi ci mette veramente il cuore per fare controinformazione qui su queste frequenze, su Radio Libertà, con le pezze al culo, come diciamo dal primo giorno in cui ci chiamavamo Radio Padania Libera e abbiamo annunciato l'inizio delle nostre trasmissioni. E io sono qui naturalmente per ringraziare tutti coloro che credono nella nostra informazione e che ci aiutano con piccole donazioni, cliccando ad esempio sul sito di Radio Libertà Dona Ora e aiutandoci con una carta di credito. Qualunque cifra va bene, anche quei famosi incredibili, pochissimi, 5 euro, sono pochi, ma voi siete in 100.000, 200.000, 600.000 in questo momento, anche se una piccola parte di voi decide di darci 5 euro, per noi sono tantissimi. Chiaramente, per chi non utilizza internet, ricordatevi lo storico conto corrente postale della nostra radio, 37671294, è sempre quello fin dai tempi di Radio Padania, 37671294, intestato a Radio Libertà a Milano, contributo volontario La Causale, e voilà, anche qui signori, 5 euro, 10 euro quando avanzano dalla pensione, dalla 13ª, grazie per chi crede in noi. Noi viviamo grazie a voi. Noi viviamo
Un po' meno bene oggi il quotidiano La Stampa e la notizia che forse molti di voi non si aspettano, che noi già conoscevamo perché era nell'aria da un po'. Sono andato sul sito di Professione Reporter che spiega il motivo per cui oggi il quotidiano La Stampa non è in edicola proprio nel giorno in cui il Presidente della Repubblica Mattarella andrà comunque a trovare la redazione del quotidiano La Stampa dopo l'invasione dei Propal dell'altra settimana. Signori, hanno deciso di vendere. Elkann, vendiamo tutto entro gennaio. Stampa in sciopero aspettando Mattarella, scrive il sito di Professione Reporter. John Elkann, ultimo rappresentante in affari della famiglia Agnelli, vende tutto ciò che riguarda media, carta, radio, testate online, informazione. Di Repubblica si è saputo ufficialmente domenica 7 dicembre dopo mesi di indiscrezioni. Del quotidiano La Stampa, storico gioiello della famiglia Agnelli, si è saputo alle 5 di sera di ieri, quando i rappresentanti aziendali, presidente del gruppo Gedi Paolo Ceretti, l'amministratore delegato Gabriele Comuzzo, l'amministratore delegato di GNN Corrado Corradi e il responsabile del personale Alessandro Bianchi, l'hanno comunicato al comitato di redazione della testata. Esito sconcertante e umiliante per la redazione, ha scritto il CDR sul sito del giornale. Rispetto alle nostre richieste non è stata data alcuna garanzia sul futuro della testata, sui livelli occupazionali, sulla solidità del potenziale compratore, sui destini delle attività messe in comune a livello di gruppo, delle infrastrutture digitali, produzione video, quindi nessuna garanzia di poter continuare a svolgere il nostro lavoro così come abbiamo fatto fino ad oggi. In gioco c'è una testata che ha scritto la storia del giornalismo con un forte radicamento territoriale, una proiezione internazionale che non può né essere svenduta né scaricata a un qualsiasi compratore. La redazione metterà in campo tutte le sue forze per difendersi, bla 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 bla. Fatto sta, insomma, dismettiamo tutte le attività editoriali, sono le parole piombate come un asteroide sulla redazione del quotidiano La Stampa, che oggi appunto è in sciopero proprio nel giorno in cui quest'oggi è previsto l'arrivo del presidente Mattarella dopo l'assalto subito dalla Stampa dai gruppi Propal. Noi che facciamo radio conosciamo già questa storia, è da mesi che si vocifera, l'acquirente in pista per Gedi è gruppo Antenna 1 dell'imprenditore greco Teo Kyriakou, che vuole Repubblica, vuole le 3 radio DJ, M2O e Radio Capital, ma non vuole La Stampa e forse neanche Huffington Post, l'Imes, National Geographic. L'ipotesi sarebbe che il magnate ateniese prenda il pacchetto intero per poi girare La Stampa a qualcun altro con l'aiuto promesso dello stesso Elkann. Qua mi fermo, ma doverosamente dispiacere da una parte certamente, dall'altra capire cosa succederà nell'ambito della comunicazione in Italia, perché ci sono in ballo delle radiolone importanti, molto importanti e anche di bandiera di una certa sinistra. Radio DJ, M2O, Radio Capital. Tacciamo di infinite cose e ringraziamo coloro che continuano ad aiutare questa Radio Libertà. Non ho ricordato il numero di WhatsApp e lo faccio subito, 3406709 perché vecchi e nuovi ascoltatori possono mettersi in contatto con noi proprio dicendo il proprio parere su qualunque argomento inviando un messaggio, non SMS, mi raccomando, solo WhatsApp, 3406709 659 e io ogni mezz'ora vado a leggerli. Oggi poi abbiamo anche un fracco di ospitoni per insieme dare un contributo alla nostra controinformazione. Alle 8:45 la senatrice Elena Murelli, alle 9 ricominceremo con il Qui Europarlamento e avremo il capodelegazione della Lega in Europarlamento Paolo Borchia per parlare chiaramente di Europa, che cosa sta succedendo in Europa. Alle 11
il senatore Manfredi Potenti e poi l'immancabile musica indipendente, oggi con un artista che si fa chiamare Madai. Madai, Madai, si fa chiamare Madai, che Simone conosce benissimo, lo immaginavamo. Ci tuffiamo sul quotidiano Il Giornale, oggi scelgo questo, tu dici ma come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Perché va su un argomento che ho sempre pensato fosse interessante, cioè stiamo parlando, tu dici ancora una volta di Islam. Sammy Varin, sei bacato nella testa? Assolutamente no, ma sono convinto che davvero, l'ho chiesto anche alla maga, non la maga, l'astrologa che abbiamo intervistato ieri, se ve la siete persa sarà ancora in onda questa domenica alle 12:30, ci ha fatto un po' il punto della situazione dei vari segni zodiacali eccetera per l'anno prossimo. Non andate tanto male, poteva andare peggio, andrà molto peggio l'Europa. Guarda, dopo glielo dico anche a Borchia, perché Borchia secondo me festeggia, perché sai che noi della Lega siamo un pochino, ma poco euroscettici da sempre, no? E l'astrologa dice che l'Europa si sfalderà. Infatti non so se avete già sentito, l'America, gli americani dicono che l'Europa rischia di scomparire. Il quotidiano Il Giornale, signori, il bancomat degli islamisti, è già il partito islamico, quello che è già nato e già pensa con chi allearsi, chiaramente con la sinistra. Beh, il Giornale da quest'oggi, insieme poi al quotidiano Il Tempo, parallelamente fanno inchieste importantissime che fanno venire i brividi, signori, poi veramente non andate più a mangiare il kebab. Chi finanzia l'invasione? Scrive oggi Il Giornale in prima pagina, il bancomat degli islamisti. Dopo il caso Feltri inizia il viaggio del Giornale nelle associazioni che difendono clandestini e Propal e spunta anche Soros attraverso il sistema del gratuito patrocinio usato da ASGI e da decine di altri studi legali pro migranti. Le associazioni si fanno pagare dallo Stato, cioè da noi contribuenti, i loro compensi. Tra il 21 e il 22, ad esempio, il 25% dei 285 milioni, pari a 71 milioni, sono finiti nelle tasche di cittadini stranieri. Questo è l'incipit del quotidiano Il Giornale, che subito porta l'attenzione all'editoriale di Tommaso Cerno, neodirettore del quotidiano Il Giornale, che si chiama Poco Allah, tanti soldi. Un ginepraio di associazioni, finanziatori, lobby. Sì, perché l'Islam conviene, ragazzi, forse l'avete notato anche voi. Conviene come? Un labirinto di sigle che spaziano dai compagni dell'Arci ai Soros Boys con relativi milioni. Se guardi dietro l'Islam che si espande a macchia d'olio nelle città, ci trovi poco Allah e poco Corano. Ma se hai bisogno di quattrini per finanziare un centro culturale musulmano, magari senza permessi del comune, o se decidi di portare a processo chi dice cose che non ti piacciono, vedi Salvini, troverai supporto economico e tecnico. Fior di avvocati addestrati a muoversi tra le pieghe del diritto a caccia di cavilli cari al profeta e utili alla causa della fratellanza musulmana. Avvocati venduti all'Islam. Beh, sono avvocati. E così il risarcimento di 20.000 euro preteso da Vittorio Feltri non è un caso. Ne abbiamo parlato ieri, signori. Ha sbagliato a parlare, è stato un po' pesante, eccetera, e voilà, risarcimento di 20.000 euro. Né un fatto isolato, no, non è stato un fatto isolato, fa parte invece di una precisa strategia che l'eroina del fronte Propal Francesca Albanese conosce bene, e questa ha cominciato a girare nelle scuole, ragazzi. Attenzione, i vostri figli si cuccano l'albanese un giorno di questi, e che si manifesta come una crociata islamista contro la stampa e chiunque metta in dubbio i veri obiettivi delle associazioni islamiche in Italia.
Esattamente, scrive Cerno oggi sul giornale, come faccio io che non credo più alla contrapposizione tra Islam moderato e non. Ecco qui una bella domandona che vi fa Semivarina alle 8 meno un quarto, oppure di buona serata se ci ascoltate in replica dopo le ore 20. Secondo voi l'Islam moderato esiste ancora? 340 6709 659. Incrociate il vostro telefonino e scrivetemi qualcosa. 340 6709 659. Credete ancora che l'Islam moderato esista? Il giornale non si farà spaventare né dalle querele temerarie di lor signori né dagli attacchi che ogni giorno ci arrivano dalla sinistra radicala e dalle sue sigle antisemite. Ci chiamano islamofobi. Caro Cerno, noi qui a Radio Libertà ce ne hanno dette di tutti i colori. A me poi cerca Semivarin su YouTube e vedi cosa mi hanno detto in 50 anni di radio. Ci chiamano islamofobi e io rispondo: se con questo termine si intendono coloro che difendono la libertà, che nel mio modello di democrazia spazia dal piatto di salame al presepio a scuola fino alla denuncia di una comunità che impone il velo alle donne e la Sharia ai suoi fedeli, la jihad ai suoi nemici ergendosi al di sopra delle nostre leggi, allora io mi dichiaro islamofobo e credo che non vi sia altra strada. Nel frattempo rilanciamo la nostra colletta di 20.000 euro in prosciutti per difendere Vittorio Feltri. Idea balzana sicuramente, ma interessante. Siamo sul quotidiano Il Giornale. Impossibile trovare colpevoli. Libertà di violenza a Capodanno. Attenzione, qui siamo a Milano. Attenzione, anche quest'anno non ci sarà Capodanno a Milano. Perché? Perché persino il comune ha paura! Già, e ci lascia in balia dei Maranza. Attenzione, mi raccomando, se avete figli, nipoti che decidono di andare in Piazza Duomo a Milano per l'ultimo dell'anno, cosa bellissima, particolare, eccetera, attenzione e chiedete che vengano accompagnate, soprattutto se sono femmine, ragazze, che vengano accompagnate. Lo so, è più bello andare tra ragazze, ci si diverte di più, eccetera. I Maranza sono lì che le aspettano per farle la festa. Il Taarrush Gamea arriva anche quest'anno. Alegher, certamente siamo sul quotidiano Il Giornale e che io voglio immediatamente andare a trovare all'interno perché secondo me è interessante, sta svelando cose che non pensavate, parlando del Bancomat dei clandestini, la rete di associazioni che assistono i migranti e prendono le parcelle dallo Stato. Lo sapete benissimo, appena sbarcano i migrati, la prima persona con cui parlano è l'avvocato pagato da noi, che gli dà tutte le informazioni, insieme ai sindacati of course, su cosa possono fare, cosa possono richiedere, quali diritti hanno nel nostro paese. Si parla purtroppo solo di diritti e si dimenticano anche quell'altro termine che inizia sempre per doveri, non nel senso di doveri prima, i doveri, Azzolina. Vabbè, ragazzi, Gianni Calessina oggi sul quotidiano Il Giornale, un importante articolo che parla di queste associazioni che assistono i migranti e prendono i nostri soldi. Il loro manifesto è: deve esserci il diritto di migrazione, cambiate le leggi. Io chiaramente non ve lo leggo perché questa è una rassegna stampa che vi mette sul tavolo delle idee, poi voi dovete svilupparle, alzare il culo, uscire, comprare ancora un giornale o semplicemente accendere il computer e vedere questi articoli online. E che cavolo. Vado avanti e il colpo di spugna sugli abusi di gruppo delle gang islamiste, e ora si teme il bis. Parliamo delle violenze di Milano, già, proprio quelle di Capodanno dell'altro anno e l'altro anno ancora, perché ogni anno succede qualche cosa, ragazzi, semplicemente ce ne dimentichiamo perché
perché nel frattempo ne succedono altre ancora. Beh, non è stato nessuno. Archiviazione per le violenze di Milano, ma il Capodanno è di nuovo a rischio. Cristina Bassi, non è possibile proseguire con l'inchiesta sul caso degli abusi sessuali di Capodanno scorso in Piazza Duomo a Milano, che va quindi verso l'archiviazione. Questo per due motivi precisi. Da una parte, le giovani che avevano raccontato di avere subito molestie e palpeggiamenti in mezzo alla folla in festa non hanno più formalizzato la querela. Dall'altra, e soprattutto, le immagini delle telecamere agli atti dell'indagine non hanno permesso di identificare alcun presunto responsabile. Quindi si ferma tutto. Certo, è minimo. L'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo è comunque procedibile d'ufficio, ma le immagini raccolte, per lo più con riprese dall'alto, si sono rivelate non utili. Già, un gruppo di giovani uomini hanno approfittato della calca all'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele qui a Milano, hanno formato un corridoio umano per costringere le donne a passarci attraverso. La giovane belga che per prima ne aveva parlato aveva raccontato di essere stata accerchiata da un gruppo di 30-40 nordafricani e poi toccata nelle parti intime. La stessa procura ha ipotizzato un fenomeno di Taharrush Gamea, in arabo molestie collettive, una pratica di aggressione sessuale in segno di disprezzo alla donna, documentata per la prima volta in Egitto nel 2005. Nelle immagini però non si distinguono i gesti e tantomeno i volti. Insomma, tutto quanto si ferma in attesa di nuovi Taharrush Gamea. Siamo sul quotidiano Il Giornale, ragazzi, che prosegue la sua bella iniziativa del presepio. Ogni giorno una statuina, chiaro che dovete comprarlo il cartaceo, una statuina da ritagliare. Oggi la pescivendola, quella che vende il pesce, non iniziate a dire chi mai potrebbe essere in politica, e la bella idea di mandare le foto della natività, ok? Se avete fatto un bel presepio, inviatelo a segreteria@ilgiornale.it. E di presepi, lo sapete, ne parliamo anche su queste frequenze, è tutto un magna magna, ma anche proprio sul nostro sito, vi dicevo prima, radiolibertà.net è la trasposizione della mia trasmissione della domenica alle 12:30, parla appunto di appuntamenti da non scordare sotto Natale, quasi tutti feste, sagre, fiere e presepi, anche viventi, con annesso cibo, e questa è la novità dell'anno, è una roba mai successa, cioè tu vai a visitare il presepe vivente e ti danno anche da mangiare mentre giri. Cosa, ragazzi? Cioè, sono tutti miei, questi presepi sono tutti miei. Sono ancora sul quotidiano Il Giornale, si parla di manovra, la manovra percorre l'ultimo miglio, modifiche su dividendi e affitti brevi. Oggi in Consiglio dei Ministri il DL Mille Proroghe che allunga le scadenze per l'EP, scudo penale dei medici e incentivi, ma soprattutto la notizia in taglio basso che Amazon firma un maxi assegno al fisco. I PM di Milano contestavano il mancato pagamento dell'IVA da parte di venditori cinesi. Bene, il gruppo deve versare 723 milioni al fisco italiano. Ma prego! Norme imprevedibili rendono l'Italia meno attraente. Sì, altro che questi ci volevano imbrogliare, altro che... Mollo, signori, il quotidiano Il Giornale, mentre stanno arrivando tanti WhatsApp. Grazie al 340 6709 659. Un giro anche su Avvenire, signori, che chiaramente è il quotidiano di ispirazione cattolica, ma ormai parla come il PD. I paesi chiudono i confini e calano gli arrivi, ma gli affari dei contrabbandieri di vite umane aumentano. Ma guarda, se ne sono
sono accorti. Violenze gratuite, scrive oggi Avvenire in prima pagina. Migranti, la denuncia dei cattolici di Chicago, arresti indiscriminati, profilazione razziale. A Bruxelles la conferenza contro il traffico, corridoi legali per arginare un business globale. Intanto l'Europa rischia di perdersi. Aborto più libero e accessibile. Al Parlamento la petizione per rimuovere i vincoli anziché favorire le nascite. Questa è la prima pagina del quotidiano Avvenire. Giro. Non vado sul Corriere, mi rifiuto, ma ci vado più tardi. Vado invece sul Fatto Quotidiano, che si occupa, una sua antica passione, è il deputato della Lega Angelucci, leghista, imprenditore, editore e assenteista totale. Il fantasma della Camera, titola oggi il Fatto Quotidiano. Chi l'ha visto ha zero presenze su 4.600 votazioni del 2025. La Lega giustifica il 99% delle assenze, così si intasca la diaria. Chiaramente poi non c'è soltanto questo Angelucci, ma ci sono gran parte degli assenteisti nominati quest'oggi sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, che tira appena da una certa parte, ma proprio poco, assolutamente poco. Giro di nuovo, giustamente, io vi faccio ballonzolare da un quotidiano all'altro. Ora percepisco che volete andare su Repubblica, sento tutto da quassù ed eccola qua l'apertura. Europa in pressing su Trump. Kiev consegna le note al piano di pace USA. Merz, Starmer e Macron chiedono un vertice. Il presidente: non voglio perdere tempo. L'Europa va in pressing su Donald Trump, mentre Kiev consegna le note redatte al piano americano. La versione rivista prevede fronte congelato e adesione all'Unione Europea, quindi entra nell'Unione Europea l'Ucraina, già nel 2027. La controproposta in 20 punti alla prima bozza americana passa quindi ancora dall'asse Londra-Parigi-Berlino. Merz, Starmer e Macron chiedono un vertice. Intanto il presidente Trump dice che non vuole perdere tempo con l'Ucraina. Siamo sul quotidiano La Repubblica e naturalmente l'intervista di oggi è per Landini. Sciopero politico per pensioni e salari degni. Perché? Perché che giorno è domani? È venerdì. Cosa succede di venerdì? Che c'è lo sciopero. E infatti domani c'è. Vado avanti su Repubblica. Interessante questo. Magari sarà una domandina che facciamo alle 9. Alle 9 ricomincia il Qui Europarlamento, quindi intervisteremo un parlamentare della Lega. Oggi abbiamo proprio il capo dei parlamentari della Lega, Paolo Borchia. Repubblica questa mattina, pagina 6, scrive: la dottrina di Donald, dobbiamo allontanare l'Italia da Bruxelles. Che è proprio quello che la nostra Deborah Bellotti, signora delle stelle, l'astrologa professionista che da anni ci tiene compagnia su queste frequenze, ci racconta ormai da tempo. È vero? È già, che l'Europa si sfalderà. Secondo il sito Defense One, la strategia per la sicurezza USA punterebbe anche su Austria, Ungheria, Polonia per scardinare l'Europa, ma soprattutto praticamente un disegno che riguarderebbe anche Roma, in un gruppo allargato, come vi dicevo, ad Austria, Ungheria, Italia e Polonia, elencati come paesi con cui gli Stati Uniti dovrebbero collaborare di più, con l'obiettivo di allontanarli dall'Unione Europea, e dovremo sostenere partiti, movimenti e figure intellettuali e culturali che cercano la sovranità e la conservazione e il ripristino dei modi di vita tradizionali europei, pur rimanendo filo
americani. Naturalmente Trump tutto questo l'ha smentito, però se ne comincia a parlare abbastanza, non soltanto su Repubblica, anche su altri quotidiani. Certo, sono su Repubblica e ci resto perché è uno dei pochi, chissà come mai, che vede il governo diviso perché, lo scrive a pagina 10, la Lega continua a dire stop decreto armi, ma Fratelli d'Italia avvisa l'alleato, basta con le divisioni. E insomma, il dossier devia della scrofa ai parlamentari. Romeo, capogruppo della Lega al Senato, insiste: aspettiamo la trattativa, contatti tra la Presidente e Salvini. Fatto sta, insomma, che la Lega non molla su questo fronte, dice basta sostenere l'Ucraina inviando armi. Anche qui c'è un paginone, oggi a pagina 10 di Repubblica di Lorenzo De Cico, anche qui Semivarin vi chiede un parere. 340 6709 659, inviate la vostra meditazione perché ora il tempo di una canzone e io torno tra voi appunto leggendo i messaggi arrivati. 340 6709 659. Ci abbiamo Davide Piero Runcini. Allora cosa dici, Simone? Mandiamo un jingle e poi mando il saluto di Runcini che ci inserisce in questo suo pezzo stupendo che si chiama Sogno Fantasy. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno a tutti da Davide Piero Runcini. Questa mattina vi proponiamo, ovviamente per merito di Sami Varin, che ringrazio sempre moltissimo per essere un così mio appassionato divulgatore, vi proponiamo il terzo tempo del mio quintetto Sogno Fantasy, composizione per quartetto d'archi e pianoforte, scritta sulle suggestioni di un sogno con ambientazione appunto da film fantasy, quindi avventura tra creature strane e paesaggi naturali e sovrannaturali bellissimi. Non chiedetemi cosa mi fossi mangiato o bevuto quella sera perché non me lo ricordo. Ditemi piuttosto cosa ci vedete voi. Lo potete fare commentando il video su YouTube e vale la pena vedere il video anche perché è girato nella bellissima sala dell'ex Hotel Columbia di Genova, oggi sede della Biblioteca Universitaria e, piccola curiosità, luogo in cui nel 1965 i Beatles tennero la conferenza stampa prima dell'unico concerto genovese. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se volete potete anche sostenermi con l'abbonamento a partire da 1,99 € al mese, con il quale non aiuterete solo me, ma anche tanti talentuosi musicisti e artisti con cui collaboro. Vi ringrazio di cuore e vi auguro un gioioso, sereno e pacifico Natale. Ciao a tutti.
genio, signori, e dovete cercare il suo canale YouTube, quello di Davide Piero Runcini. Questa è Sogno Fantasy, terzo movimento. Lui arriva da Genova, compositore e pianista noto per i suoi pezzi di musica classica e contemporanea, ma l'invito che Sammy Varin fuori dai denti vi fa in questo periodo prenatalizio è proprio quello di uscire di casa e partecipare ai tanti concerti con musiche natalizie, ma non solo, che creano davvero una bella atmosfera. Abbiamo bisogno anche psicologicamente di un'atmosfera che ci rassereni. Ascoltate me. Chiaro che se sentite la musica indipendente di Sammy Varin vi arriva una certa serenità, anche perché sono artisti sconosciuti che non ascolterete su Radio Capita, su M2O e neanche su Radio DJ, anche perché probabilmente trasmetterà musica greca dall'anno prossimo. Non fare lo spiritoso, Sammy Varin. Abbiamo parlato del quotidiano La Stampa, che questa mattina non è in edicola perché hanno deciso di vendere tutto quanto. Questa è la notizia ormai ufficiale e oggi il presidente Mattarella andrà in redazione alla Stampa per chiaramente solidarietà dopo l'invasione dei Propal dell'altra settimana, e la troverà vuota, nel senso che non c'è nessuno, sono tutti in sciopero. No, sono andati in sciopero ieri sera quando hanno avuto questa bruttissima notizia, la vendita in toto di tutto l'asset a un armatore greco che, da quanto so io, non sa proprio assolutamente nulla di editoria. Bene, cioè male, assolutamente. Siamo a pagina 10 di Repubblica. Io ritorno in rassegna stampa salutando naturalmente i tanti amici che mi stanno scrivendo. Enzo, che ha avuto un incubo questa notte, a noi fa piacere, Enzo, che ci racconti i tuoi sogni. Matteo e Conte che si baciavano d'amore e d'accordo. Dimmi che non è vero, dimmi che non è vero, non è vero, non è vero, Enzo, non è vero? Sì, che è vero. Oh, ci abbiamo ancora di là, nella vecchia sedia della radio, ci abbiamo ancora il manifestino di Salvini e Di Maio che si baciano. E un bacetto ogni tanto a Conte, ma che vuoi che sia? No, sulla situazione guerra secondo me si vanno d'accordo, e anche forse su qualche altra argomentazione. La Lega deve mantenere la posizione di stop all'invio di armi all'Ucraina. Questo è un banco di prova per dimostrare che il suo parere conta. Non solo parole ma fatti. Forza Lega e forza Matteo. Ciao Sammy, chissà perché coloro che arrivano nel bel paese imparano subito a conoscere i propri diritti, ma fanno finta di non capire quando si tratta di doveri e divieti, vero? Altro termine, divieti, che l'avvocato pagato da noi quando parla col clandestino non racconta, non cita. Ritorniamo certamente a Repubblica, perché a pagina 10 appunto c'è la Lega che continua a dire stop al decreto armi, che però bisogna votare entro la fine dell'anno. Lorenzo De Cicco scrive: dopo giorni di pressioni, frecciate e out, Fratelli d'Italia prova a mettere un freno alle scorrerie leghiste sull'Ucraina. Un dossier spedito martedì sera a tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia mette in guardia chi alimenta le divisioni. Saremmo noi della Lega, In sintesi è la linea: basta strappi, le contrapposizioni non aiutano i negoziati portati avanti da Trump e visto il momento serve massima responsabilità da parte di tutti. Il report è stato confezionato dall'ufficio studi di Via della Scrofa, propagine della comunicazione coordinata dal potente sottosegretario di Palazzo Chigi, Giovan Battista Fazzolari. La Lega di Matteo Salvini non è menzionata esplicitamente, ma è il partito che in questi giorni, con sempre maggiore insistenza, sta frenando sugli aiuti al paese invaso dalla Russia, che deve affrontare il quarto inverno di guerra. Io ribadisco e discoriba, stiamo portando all'attenzione italiana e del mondo il vostro parere, il parere di voi cittadini, che la Lega l'avete votata, molti di voi hanno anche votato centrodestra, molti di voi si sono divertiti a votare altri partiti e ne sono pentiti. Siamo gli unici che dicono basta, Non lo diciamo urlando, battendo i piedi, togliendoci le scarpe, sbattendole sul tavolo, ecco, però
In questo modo non si va avanti. Vado invece avanti ancora pericolosamente sul quotidiano Repubblica, però giustamente Mattarella ieri è stato a Rebibbia, situazioni inaccettabili, Mattarella a Rebibbia lancia l'allarme carceri. Solo un riquadretto per Irene Pivetti, l'abbiamo vista l'altro giorno intervistata sui quotidiani, è stata confermata la condanna a 4 anni per la Pivetti, accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio. La rivedremo poi su altri giornali con più spazio. Siamo ancora su Repubblica, interessante questo, suppletive in Veneto per il seggio a Montecitorio di Stefani, lo sapete, è stato eletto presidente della regione Veneto e deve lasciare lo scranno del Parlamento. Sfida tra i leghisti Zaia e Di Ruba. Sarà una corsa a 2 nella Lega per il posto lasciato libero da Alberto Stefani alla Camera. Il neogovernatore del Veneto si è dimesso l'altro ieri dall'incarico a Montecitorio. L'uninominale di Rovigo va dunque riassegnato con elezioni suppletive che dovrebbero tenersi tra marzo e aprile. Prima sulle dimissioni di Stefani deve esprimersi la giunta della Camera e poi l'Aula. Il predestinato per quel seggio sembrava essere Luca Zaia, ma nelle ultime ore nella cerchia del vice premier Matteo Salvini hanno preso a salire le quotazioni del tesoriere del partito, Alberto Di Ruba. E l'unico tesoriere senza seggio, sarebbe la tesi. Salvini aveva già accarezzato l'idea di portare Di Ruba alla Camera prima dell'estate. In quel caso avrebbe dovuto prendere il posto di Laura Ravetto, l'ex berlusconiana data in poll per la presidenza dell'ARERA, l'Authority dell'Energia, nomina poi saltata. Ebbene, questa potrebbe essere la volta buona per il tesoriere di Salvini, sempre che Zaia accetti. Il Doge, dicono i suoi, sta ancora riflettendo sullo scranno romano. L'alternativa è la candidatura a sindaco di Venezia la prossima primavera. Intanto sarà eletto presidente del Consiglio regionale del Veneto, ma sapete, quello che piace a noi leghisti celoduristi è che Zaia si occupi a tempo pieno del nord, con la T finale, ok? Del nord-est, certamente, ma anche del nord-ovest, del nord. Non sarebbe male, è un mio sogno erotico segreto, vabbè, ve l'ho detto. Siamo sempre su Repubblica, Sgarbi diffamò Casalino in TV, alla Camera è arrivato il sì della Giunta al processo per Sgarbi. Infine, parlando di medicina, e lo sapete, il test, selezione durissima, eccetera, si verrà ammessi anche con 2 sufficienze. Viola Giannoli, oggi a pagina 28 di Repubblica, scrive: tutti in graduatoria fino a esaurimento posti, anche chi non ha ottenuto almeno un 18 in tutte e 3 le prove per proseguire medicina, con un ma. Gli studenti con una insufficienza dovranno seguire un breve corso e fare una prova di recupero dei crediti formativi mancanti tra gennaio e febbraio 2026. È l'ipotesi più concreta a cui lavora il Ministero dell'Università e della Ricerca per colmare tutti i 19.757 posti messi a bando negli atenei pubblici per gli aspiranti camici bianchi. Dopo i deludenti risultati del primo appello, 22-23% di promossi a chimica e biologia, 10-15 a fisica, si è iniziato a studiare il sistema per non cadere nel paradosso di ritrovarsi banchi sguarniti dopo la rivoluzione berniniana che ha allargato le maglie dell'accesso a medicina aumentando i posti, eliminando i quiz a crocette e posticipando la selezione al semestre filtro. L'articolo poi prosegue, se siete interessati, oggi ne parla al quotidiano Repubblica, ma non è il solo. Andiamo adesso, e ci fa solo che bene, al quotidiano La Verità. Partita la macchina del fango per coprire le trame sul Colle. Titolo principale della Verità. Resta al suo posto Garofani che vagheggia scossoni anti-Meloni. Invece delle doverose dimissioni del consigliere di Mattarella arrivano voci sul passo indietro dall'ufficio stampa della Fabi di uno dei partecipanti alla famosa cena. Tutto smentito, ma intanto il ventilatore gira. La notizia di punta del quotidiano La Verità, ne parlava anche ieri, è quella del prof in catene
perché non usa il pronome che pretende l'alunno trans. Tutti in silenzio. Ne parla Francesco Borgonovo nel riquadro in prima pagina, ma lo sapete, Borgonovo ha debuttato l'altra settimana su queste frequenze con la sua nuova trasmissione La Cittadella, che sarà in onda proprio quest'oggi. Sì, va in onda il martedì e il giovedì, e quindi è assolutamente da non perdere. Alle 16.30, a proposito, perdonatemi, non c'entra niente, ma devo dirla, alle 16.30 oggi debutta anche un'altra nuova trasmissione del giovane Giovanni Dadda, che avete sentito su queste frequenze perché l'ho tirato dentro nelle scorse settimane. È un giovane che ama tantissimo fare la radio. Bene, gli abbiamo dato una trasmissione. Oggi debutta alle 16.30 la sua nuova trasmissione, che è un titolo impronunciabile, mi rinuncio al titolo, ma che parla di belli appuntamenti, di cose belle, di eventi particolari e cose che non tutti conoscono perché non sono quelle, sai, ufficiali, famose, eccetera. Un po' come tutto un magna magna, ecco, però cose più raffinate, diciamo così. Bene, ore 16.30 questo pomeriggio. Intanto però il professore in catene viene messo in prima pagina sul quotidiano La Verità, come viene messa anche Ilaria Salis. Pure lei è stata in catene, vi ricordate? Ci ha fatto tanto pena e l'abbiamo votata all'Europarlamento. Nessuno parla su questo prof in catene in Inghilterra perché non usa il pronome, è quello certo tanto di moda che pretende l'alunno trans. Ne parla all'interno solo il quotidiano La Verità, e devo dire La Verità è anche uno dei pochissimi che parla dello stipendio dei nostri burocrati europei. Sta cosa qui, pure la Lagarde, BCE, 38.841 euro al mese, 38.000. Eppure l'oro italiano, scrive oggi La Verità. Gli stipendi lievitano anche alla Banca Centrale, malgrado gli obiettivi siano stati mancati. Ora la battaglia è sulle riserve. Il popolo, sono del popolo questi soldi, questo oro, o sono di Banca Italia e quindi della BCE? Il nostro paese è pieno di quinte colonne come Cottarelli, scrive oggi il quotidiano La Verità, che ci invita anche ad imitare gli australiani, dove i social sono stati proibiti ai ragazzi sotto i 16 anni. Una generazione da salvare, scrive oggi solo il quotidiano La Verità. Naturalmente poi l'ufficialità, già lo sapevamo chiaramente, infatti già da qualche anno sono in onda con la trasmissione la domenica alle 12.30, è tutto un magna magna, e che so scemo, ci siamo dati il titolo già per festeggiare tempo fa. Ormai è ufficiale, abbiamo il cibo migliore del mondo. Riconoscimento UNESCO per la prima volta nella storia, il cibo è patrimonio dell'umanità, il cibo italiano. Patrimonio purtroppo solo immateriale, nel senso che non tutti ci possiamo permettere le cose buone che si mangiano in certi ristoranti, ma quando ci mettiamo anche nella nostra povertà, facciamo anche a casa Varin di quelle squisitezze che c'ho tutti i gatti, c'ho 3 gatti neri tutti in fila lì sul tavolo che mi guardano come per dire: e a noi? All'interno del quotidiano La Verità, lo scherzetto di Donald, Kiev subito nell'Unione, scherzetto. Il Washington Post, nel piano di pace l'adesione all'Ucraina è anticipata al 2027, telefonata tra Trump, Starmer, Merz, Macron, colloquio di Zelensky con i delegati USA e Think Black su ricostruzione, oggi nuova riunione dei volenterosi. Ma in centropagina il riquadretto riquadruni. La Lega frena sulle armi. Romeo, attendere l'evoluzione delle trattative. E poi Conte, che qualcuno dice ora si bacia con Salvini. Che ne dite voi? Conte dice flop dell'Unione Europea, lasciamo fare agli Stati Uniti. Il governo italiano insieme ai governi europei hanno fallito puntando sulla scommessa militare della vittoria dell'Ucraina sulla Russia a colpi di invii di armi e di spese militari. Ha
detto ieri il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, parole non gradite dal leader di AVS Angelo Bonelli. Non condivido la posizione del lasciamo fare a Trump. Vicina a Conte invece la Lega con il capogruppo Massimiliano Romeo, che si è espresso sul decreto che rifinanzia gli aiuti militari nel 2026. Sarebbe bene attendere l'evoluzione delle trattative in corso sul piano di pace USA, così da poter definire un provvedimento pienamente coerente con il percorso diplomatico intrapreso, che magari vuol dire aspettare soltanto fino a questo weekend, perché qualcosa mi pare che si stia muovendo. Se ne parla comunque quest'oggi sul quotidiano La Verità, che in taglio basso con Maria Vittoria Galassi scrive: Ursula tira dritto sugli asset russi, ma il Belgio minaccia di fare ricorso. Tensione alta, intanto spunta pure la grana degli arbitrati per 53 miliardi. Se siete interessati, ne parla oggi il quotidiano La Verità, che poi dice la verità sulla lotta all'invasione. Qualcosa si muove. Alle 9 avremo con noi Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo. Sui rimpatri europei, stavolta le toghe sono isolate, scrive a pagina 10 La Verità. Il Consiglio d'Europa, promotore dei diritti umani, valida il nostro modello per la gestione dei flussi in accordo con paesi terzi. Ok agli hub esterni destinati agli irregolari. Meloni, il protocollo Albania diventa prassi. Smacco a ONG e giudici solidali. Quali sono le proposte del Consiglio d'Europa? Ripeto, poi alle 9 abbiamo il nostro Paolo Borchia, che è il capo della Lega in Europa, e ne parliamo con lui. Hub migratori e modello di accordo per rimpatri. Si propongono hub in paesi terzi sicuri per gestire accoglienza e rimpatri. Gli Stati membri collaborano con i paesi terzi secondo accordi internazionali, rendendo le procedure più rapide e rispettose dei diritti umani. Nuovo strumento giuridico contro il traffico di migranti. Si prevede un trattato ad hoc per contrastare il traffico di migranti entro 12-18 mesi, definendo responsabilità di stati e soggetti coinvolti e supportando l'organizzazione degli hub nei paesi sicuri. E ancora, proposte del Consiglio d'Europa, interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'obiettivo è chiarire come gli Stati applicano la Convenzione nei casi migratori, ridurre i conflitti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e garantire che i rimpatri tramite i paesi terzi sicuri rispettino i diritti fondamentali. Infine, dialogo internazionale su nuovi strumenti di diritto della migrazione. Si punta ad aprire confronti globali su asilo e rimpatri, favorendo la cooperazione con paesi terzi sicuri per hub e vie sicure, conciliando sicurezza, diritti umani e gestione ordinata dei flussi migratori. Ne parla, pagina 10, Giorgio Gandola sul quotidiano La Verità. Intanto però oggi a Roma governa l'insicurezza. Le risorse stuprano e pugnalano. Caccia ai violentatori afro della studentessa. Fermato egiziano per tentato omicidio. Insomma, ogni giorno ne accadono e oggi ne parla il quotidiano La Verità, oltre che Il Tempo, e lo vediamo tra poco. Vogliono cacciare la presunta talpa, ma il consigliere chiacchierone resta, signori. Oggi solo La Verità parla di questo argomento e chissà come mai. Lo scandalo Garofani è passato senza sortire effetti, almeno al Colle. In compenso, ieri si rincorrevano voci smentite per ora su un passo indietro dall'ufficio stampa della Fabi di uno dei partecipanti alla cena, la famosa cena in cui si disse che ci vorrebbe uno scossone a questo governo per farlo cadere, e a parlare era uno di quelli che poi dà consigli al nostro capo dello Stato. Ne parla solo, è il caso di ripeterlo, Maurizio Belpietro, quest'oggi solo sul quotidiano La Verità, che direi è uno dei candidati a essere acquistato quest'oggi, quando alzerete quel culo e uscirete di casa a fare una passeggiata. E che cavolo, imitiamo l'Australia, via i social ai minori.
Pagina 10, Marcello Veneziani. Il provvedimento di Canberra può apparire estremo, potrà anche essere eluso, ma da qualche parte bisogna cominciare. Gli stati non possono arrendersi di fronte agli aspetti più invasivi della tecnica. L'Unione Europea, che ama i divieti, segua l'esempio. Si stava troppo tempo anche davanti alla TV, ma la rete dà maggiore dipendenza. Il mondo visto attraverso i cellulari è più piccolo di quello di una volta. Insomma, l'Australia vieta ai minori i social. Anche qua, signori, che ne pensate? 340 67 09 659. Tra 5 minuti io leggo i vostri messaggi. Il San Raffaele, ne parla La Verità, ma anche altri quotidiani. Adesso sono arrivati i carabinieri del NAS all'ospedale San Raffaele dopo il caos degli infermieri esterni che non parlavano neanche l'italiano e hanno fatto un casino con l'amiodarone. Il nuovo AD dell'ospedale Centenari dice: l'episodio non ci rappresenta e non si ripeterà. Chiaro che se avete parenti o amici a San Raffaele, viene almeno vedere, tu dici adesso faccio il Vannacci della situazione, vado a vedere di che colore è la pelle di quello che sta curando mio marito. Stiamo scherzando, naturalmente, lasciateci ogni tanto aprire la bocca e cercare di ridere. Non usa il neutro per i transessuali, ragazzi, anche qua vergognoso, ma non ne parla nessuno qua in Italia. Solo La Verità, pagina 17. Non usa il neutro per i transessuali, finisce incatenato davanti al giudice. Continua la battaglia di Enoch Burke, che rimarrà in carcere popolato da stupratori pure a Natale. Maltrattato dalla corte, è una presenza maligna e minacciosa, dice la corte, un intruso che perseguita la scuola. Ne parla Francesco Borgonovo e chiaramente ne parlerà anche qui su Radio Libertà, visto che oggi alle 13 arriva La Cittadella. Non desta scandalo il fatto che venga portato in tribunale con una catena. Ilaria Sali, ci siamo stracciati le vesti, questo non c'è problema. Non sarà candidato perché difende i valori scomodi e conservatori. Fatto sta, ragazzi, se ancora non sapete nulla su questo caso, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni, oggi La Verità è tutto quanto vostro. Sì, c'ho ancora 2 minuti e li dedico all'apertura del quotidiano Il Corriere. I leader UE trattano con Trump, mentre Zelensky dice che ogni giorno è importante per gli sforzi di pace. Il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer hanno avuto un colloquio con il presidente USA per cercare di fare progressi e mettere fine alle uccisioni in Ucraina. La chiamata è durata 40 minuti. Trump: vogliono incontrarmi in Europa. Nel nuovo piano, ipotesi di zone demilitarizzate alla coreana e Kiev nell'Unione Europea nel 2027. Chiaramente siamo con la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità, la scelta dell'UNESCO, ma in centropagina parla la 27enne di Nardò e poi Austria, la morte sulle Alpi e l'accusa al fidanzato. Quindi da una parte le scuse di Tatiana, che ha detto in una trasmissione TV sono fuggita per paura di essere malata, dall'altra la morte sulle Alpi, Kirsten assiderata vicino alla vetta, lui l'ha lasciata lì, e il suo fidanzato accusato di omicidio colposo che l'avrebbe abbandonata esausta a meno 20 gradi. Sul quotidiano Il Corriere altre segnalazioni, lo sapete, non sono rompiballe, non insisto sugli argomenti che poi si esagera, ma cerco di saltellare qua e là per darvi l'informazione essenziale, ma sempre controinformazione. E allora restate lì, non vi muovete, adesso c'è la pausa con un pezzo indipendente di Matthew Lee e poi ancora insieme con la rassegna stampa di Sammy Varin. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
La situazione rimane piuttosto statica sul nostro paese, dominato da un grosso campo anticiclonico. In mattinata avremo un ampio soleggiamento su tutta l'Italia, eccezion fatta per Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, dove la nuvolosità potrebbe risultare anche compatta, anche con isolati piovaschi sulla Liguria. Da segnalare anche la possibile formazione di foschie sulle pianure del centro-nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente rilevanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulvo è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I would have let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more of darkness, no more of night. Then I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Like a blind man, I wander alone, worries and fears I claim for my own. Yeah, like a blind man that got get back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more of darkness, no more of night. And I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more of darkness, no more of night. And I'm so happy, no sorrow inside.
Wasted love, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. And I'm so happy, no sorrow is died. Wasted love, I saw the light. Yeah. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. And I'm so happy, no sorrow inside. Breathe through love, I saw the light. Go now, I saw the light, I saw the light. No more of darkness, no more night. And I'm so happy, no sorrow inside. Breathe through love, I saw the light. Breathe through love, I saw the light. Well, I saw the light. Finita. È italianissimo, l'avete capito? Matthew Lee, Matev con il TH e il V doppio Le. E questo era Johnny Cash, 1960, leggenda della country music. Matthew Lee, appena stato al Blue Note di Milano, ora gira per l'Italia. Dovete arrivare fino ad Altamura, in provincia di Bari, il 13 dicembre, o a Matelica, Macerata, il 14, ma poi gira veramente ovunque. Ci tiene compagnia in queste mattinate con tanta allegria, con il buongiorno rinnovato. Certo, sono Sammy Varin, questa è la vostra radio, l'ultima radio libera, si chiama Radio Libertà. Rassegna stampa, ma si fa per dire, nel senso che vi metto sul tavolo argomentazioni che, conoscendovi molto bene, so per voi importanti, tutto corroborato dai vostri WhatsApp al 340 6709 659 e dall'intervento di politici. Avremo tra pochissimo un politico della Lega, alle 8:45 la senatrice Elena Murelli per parlare di sicurezza sul lavoro, ma poi alle 9 arriva l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia. Intanto qualche WhatsApp al 340 6709 659, c'è un audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Basta armi e basta soldi a un sistema corrotto come Zelensky. Io rischio di smetterla. Piantiamo i piedi convinti che siamo nel giusto, anche se si rompe un po' con la maggioranza. E lo sappiamo. E lo sappiamo, caro, è proprio quello che sta facendo la Lega, come ben sapete, l'unica all'interno del centrodestra che sta alzando il ditino dicendo aspettiamo almeno che finiscano questi dialoghi perché magari si muove qualcosa proprio in questo weekend. No ai ricatti e intimidazioni alla Lega da via della Scrofa, il nome è significativo, basta armi all'Ucraina, votate no al decreto, grazie a voi, ci scrive Ombretta. E Ombretta, te l'ho detto, siete stati proprio voi ascoltatori, voi cittadini, che in questi mesi ci avete scritto tantissimi messaggi e questa radio per fortuna ha un collegamento diretto con la, speriamo, buona politica della Lega e non soltanto. Tenete duro, basta armi all'Ucraina, scrive un altro ascoltatore. E Marco, non ne abbiamo abbastanza di imbecilli in corsia? E qui si parla di ospedali e purtroppo mancanza di medici e quelli a gettone e poi a volte agenzie esterne, come è avvenuto al San Raffaele di Milano, cosa che fa molta paura. Buongiorno cari ascoltatori di Radio Libertà, teniamoci stretta la nostra radio, è insostituibile. Mary, io ti abbraccio e ti bacio e bacio tutti coloro che ci stanno aiutando. Oggi è arrivata la notizia ufficiale che vendono tutto quanto alla stampa, a Repubblica, Radio Capital, M2O, Radio DJ, tutto
tutto venduto, signori. Un brivido scorre da noi che facciamo informazione con le pezzi al culo da decenni, grazie proprio al vostro sostegno attraverso il conto corrente postale 37671294, 37671294, si va in posta, si prende quel modulo bianco, si scrive 37671294, intestato a Radio Libertà, e si scrive la cifra, anche 5 euro, signori, non vi chiedo molto, e anche questo lo potete fare attraverso il sito radiolibertà.net. Tenetevi stretta questa radio finché ci siamo. Mi infastidiscono questi abbracci della Meloni con Zelensky. Le armi servono all'Italia per difenderci dagli invasori. Per l'America, l'Europa e la Russia sono necessari per l'esistenza dell'Occidente, ci scrive ancora Antonia. Ancora WhatsApp 34067096659, ma ve li leggo dopo perché adesso faccio un altro giro all'interno del Corriere, proprio quello che vi dicevo prima da Repubblica viene ripetuto anche a pagina 6, anzi 8 del Corriere in taglio basso. Arriva questo documento: lavorare per allontanare Roma dall'Europa. La prima stesura della strategia parlerebbe anche di un C5 con Russia, India, Cina e Giappone, ma la Casa Bianca nega. Insomma, prima che la strategia USA per la sicurezza nazionale venisse pubblicata dalla Casa Bianca, secondo il sito Defense One, ne circolava internamente una versione più lunga che proponeva che gli Stati Uniti puntassero su alcuni paesi per rendere l'Europa di nuovo grande, paesi dove i governi sono ideologicamente allineati con quello americano. La Casa Bianca nega, ma ne parla Repubblica e oggi ne parla anche il Corriere. Certamente, se volete approfondire, vi ho messo sul tavolo un petardino, niente male, a proposito di un'Europa che, come dice la nostra signora delle stelle, astrologa da qualche tempo, è destinata a sfaldarsi. Intanto però anche il Corriere scrive: la Premier conferma gli aiuti all'Ucraina, il confronto con Salvini sul testo del decreto, Fratelli d'Italia e la frasettina c'è chi cade nella tentazione di alimentare discussioni. È colpa vostra. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, nelle scorse ore ci sarebbero stati contatti tra la Premier e il leader della Lega Matteo Salvini e si sarebbe trovata un'intesa di massima sui prossimi passaggi relativi al decreto di proroga, anche se 2 giorni fa il vice premier era tornato a dire no all'invio delle armi. Non tolgo soldi alla sanità per una guerra persa, ha detto Salvini, proprio mentre Meloni incontrava il presidente ucraino qua in Italia. E anche se ieri il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo invitava ad attendere l'evoluzione delle trattative sul piano di pace USA prima del nuovo decreto, appena Zelensky ha lasciato Roma è anche tornato a ribadire che questa guerra è già costata $300 miliardi e l'anno prossimo Trump ha detto che non metterà più soldi, solo all'Europa costerebbe 140 miliardi di euro. Il decreto contiene solo 2 articoli, c'è anche chi parla di una possibile riformulazione nella sintassi rispetto ai testi precedenti per accontentare la Lega. Chiaramente vi terremo informati anche su questo argomento, ma adesso l'argomento si cambia e ci colleghiamo direttamente col Parlamento. Qui Parlamento. Ed è sempre un piacere ascoltare i nostri parlamentari e ci portano direttamente argomenti, argomentazioni in anticipo rispetto poi a quelli che saranno trattati sui quotidiani. Grazie per essere con noi alla senatrice della Lega, Elena Murelli. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. A me piace lei, Elena. Sempre. A me piaci perché ci porti sempre delle belle discussioni positive e in questo caso parliamo di sicurezza sul lavoro, il DDL del governo sulla sicurezza del lavoro. Sul lavoro è importantissima questa cosa, ogni giorno vediamo che cosa succede e quello di cui si parla è cultura
della sicurezza, la cultura della sicurezza, ragazzi, è una cosa importantissima, una catena di responsabilità che tocca un po' tutti noi. Elena, sei intervenuta l'altro giorno in emiciclo, raccontaci. Sì, allora abbiamo approvato ieri il disegno di legge sulla sicurezza sul lavoro, è una nuova norma, siamo già intervenuti in passato sia come governo che come commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro, perché purtroppo non si può morire ancora nel 2025 di lavoro, non si può uscire di casa e non tornare più. Ecco, i numeri sono importanti, purtroppo ci sono 3 persone al giorno che muoiono e non tornano più a casa, sono storie di vita, di familiari che purtroppo non vedono più i loro cari e quindi dobbiamo fare qualcosa. Come ti dicevo, siamo intervenuti già in precedenza, era stata fatta la patente a crediti, erano state fatte delle certificazioni per quanto riguarda le imprese edili. Come in commissione d'inchiesta sulla sicurezza del lavoro abbiamo stilato un decalogo che deve essere rispettato, perché abbiamo fatto un paragone tra i diversi tipi di settori che ci sono, sia dal punto di vista merceologico, sia dal punto di vista appunto del settore stesso, come per esempio il settore edile, il settore agricolo, il settore portuale. Siamo andati ad analizzare le diverse specifiche, abbiamo identificato quelle che sono le cosiddetti casi best practice, dove non ci sono 0 incidenti, e abbiamo steso questo decalogo insieme al Politecnico di Milano. Ieri in aula è stato votato questo disegno di legge, dove il governo e quindi poi successivamente anche il Parlamento, perché in commissione l'abbiamo migliorato, siamo andati a inserire quelle che sono le disposizioni per andare ad aumentare quello che è la sicurezza del lavoro all'interno delle scuole, nell'ispettorato del lavoro, non solo per fare sanzioni, perché una volta che tu vedi l'ispettorato del lavoro dici arrivano, fanno i controlli ed emettono sanzioni. No, assolutamente, l'ispettorato del lavoro viene potenziato con l'idea di aiutare le aziende a fare controlli più sicuri per fare in modo che le regole vengano applicate in modo corretto. Dall'altro siamo intervenuti soprattutto per la questione dei subappalti, perché quando le gare vengono vinte in appalto poi si possono aprire i subappalti e molto spesso le regole nel subappalto non vengono rispettate. Quindi i controlli vengono fatti ancora di più, le certificazioni vengono richieste ancora di più per le aziende che vincono il subappalto. Siamo intervenuti anche per quanto riguarda il settore agricolo, perché leggete sui giornali, purtroppo i mezzi si ribaltano, le persone muoiono, e in questo caso abbiamo chiesto alla Conferenza Stato-Regioni di intervenire a livello territoriale per collaborare con le associazioni di categoria, col Diretti Confagricoltura, per fare formazione proprio sugli agricoltori stessi per prevenire questo tipo di morti. In più abbiamo potenziato quello che sono le autorizzazioni per la revisione delle aliquote di oscillazione dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL, per permettere direttamente di avere questo tipo di assicurazioni per gli agricoltori stessi. Ma la cosa più importante, a mio avviso, è quando interveniamo sulla prevenzione, e dobbiamo farlo partendo dalle nuove generazioni. Ecco perché ci sono disposizioni sui percorsi di formazione scuola-lavoro relativamente alla sicurezza sul lavoro, perché dobbiamo trasmettere la cultura della sicurezza sul lavoro, dobbiamo intervenire spiegando ai ragazzi l'utilizzo dei dispositivi di protezione, dobbiamo intervenire spiegando ai ragazzi che non si deve sottovalutare nulla, anche quando si è sicuro, dopo un po' che si è presa confidenza con il lavoro che si va a svolgere, molto spesso si tende a dire no, allora le scarpe antinfortunistica non le porto, il casco me lo dimentico, peccato che poi invece succede proprio in quel momento. Infine siamo intervenuti sulle scalapioli e quindi su anche le protezioni di sicurezza messe nei lavori che vengono fatti ad altezze elevate, e limitando quello che è andando a incrementare quella che è la protezione e inserendo la richiesta delle gabbie per altezze superiori ai 5 metri. Sono tutte piccolezze che sono importanti però per salvare la vita alle persone.
Ieri in aula qualcuno dell'opposizione ha fatto emergere alcune critiche, ma questo è uno dei primi passi che vogliamo fare. Una delle critiche è stata che abbiamo lasciato sul tavolo sicuramente un emendamento importante che anche come Lega abbiamo presentato, che è quello della sicurezza nei laboratori chimici per quanto riguarda la formaldeide, perché la formaldeide è un elemento tossico e quindi ci sono invece sviluppo di nuovi prodotti che sono anche in commercio, e l'idea era quella di aprire un tavolo di confronto con il Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute proprio per analizzare questo tipo di prodotti che ci sono presenti sul mercato anche in altri paesi europei e inserirli anche in Italia. Questo è sicuramente un argomento che con il sottosegretario Durigon porteremo avanti e che appunto è stato lasciato sul tavolo proprio come argomento di discussione e di approfondimento. Dicevo, questo è un primo passo, però io ritengo che sia un primo passo importante perché si parla proprio di prevenzione e formazione all'interno delle scuole, e partendo dalla cultura della sicurezza del lavoro penso che sia fondamentale andare a salvare vite. Brava Elena Murelli, è proprio cultura della sicurezza e bene anche fare squadra anche con l'opposizione quando ci sono argomentazioni che effettivamente non sono né di destra né di sinistra, almeno su quelle vediamo di non litigare. Grazie davvero alla senatrice della Lega Elena Murelli, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie a voi, ciao. Qui Parlamento. Con la voce di Sammy Varini in diretta nazionale sulla radio DAB. Cercate la banda DAB sulla vostra autoradio, sulla vostra radiolina, perché ci ascoltate in tutta Italia senza utilizzare internet, oppure scaricate semplicemente la app di Radio Libertà sul vostro cellulare e ci portate ovunque. Ciao anche agli amici di Lega Salvini Premier. Mamma mia quanti siete sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Grazie per essere con noi. Su Kiev lasciamo fare agli Stati Uniti, signori. Ecco la frase di Conte che diventa un caso. Ne parla oggi il quotidiano Il Corriere, proprio di spalla all'articolo su Salvini che dice basta armi all'Ucraina, e su Kiev lasciamo fare agli USA. Il leader dei 5 Stelle Conte, quello che qualcuno si è sognato stanotte che baciava Matteo Salvini, Europa disorientata, dice Conte, stupore nel campo largo, Sensi che dice pensavo parlasse Vannacci. Ragazzi miei, paginone oggi sul quotidiano Il Corriere con le frasi di Conte che si avvicina alla Lega di Salvini e la Picerno si straccia le vesti dicendo sta con Lega e Orban, il PD gli chieda di chiarire, non c'è libertà senza Unione Europea. Picerno, noi dobbiamo guidare l'alternativa. E la nota di Massimo Franco che si intitola Il 5 Stelle trampiano che spiazza i Dem e accentua i toni anti-Bruxelles. Albanese, bolognese, il presepe confuso del centro-sinistra sotto i portici della città. Articolone da non perdere, ragazzi, lo so, comprare il Corriere è pesante e difficile, ma Fabrizio Roncone fa un paginone a pagina 17 tutto su Bologna e la decisione di rendere albanese, bolognese, l'albanese, la scelta di Lepore di dargli la cittadinanza onoraria, a differenza di altre città sempre del PD, e non ascoltare Romano Prodi, che aveva detto non perseverare. E signori, il fatto che Romano Prodi, che insomma a Bologna è poco conosciuto, non sia stato cagato, e non solo Prodi, con lui ci sono anche le facce di Casini, di Bonaccini, eccetera, sono andati avanti ugualmente a Bologna. Il sindaco Lepore non ha guardato in faccia a nessuno
Pivetti, confermata la condanna a 4 anni. Siamo sul quotidiano Il Corriere a pagina 23. Milano, sentenza d'appello sull'affare delle auto con la Cina, frode fiscale e autoriciclaggio. Confiscati 3,4 milioni. Irene Pivetti è stata condannata in appello a 4 anni alla confisca di 3,4 milioni di euro, confermando la condanna in primo grado. Le accuse sono di frode fiscale e autoriciclaggio nell'affare della scuderia di auto da corsa con la Cina. Sono innocente, processo pieno di errori, il carcere ci penso ma mi sostiene la fede. L'ex presidente della Camera, la verità uscirà. Rosella Redaelli intervista oggi sul Corriere l'ex presidente della Camera e ex della Lega storica, eravamo tutti innamorati di lei, Irene Pivetti. Medicina, lo scoglio è ancora fisica, il ministero verso la sanatoria. Ieri la seconda prova, i ragazzi dicono errori nei quiz, il piano accesso per tutti con debiti da recuperare. Paginone a pagina 25 oggi del quotidiano Il Corriere, che in taglio basso si occupa anche lui del caos in corsia all'ospedale San Raffaele, sicurezza non negoziabile, l'episodio non ci rappresenta, il nuovo AD Centenari, Zangrillo aiuterà a superare l'emergenza. Centenari ha preso il posto di Francesco Galli, che si è dimesso dopo il caos per la gestione del servizio infermieristico affidato a una cooperativa esterna, infermieri che non capivano, non parlavano l'italiano, facevano casino coi medicinali. Abbiamo ancora una manciata di minuti, io corro sul quotidiano Il Tempo, ragazzi, perché è una giornata così bella, il cibo italiano è diventato patrimonio immateriale del mondo, e sta pasta asciutta ce la mangiamo, non ce la, è immateriale, a me mi delude, però vabbè, siamo contenti. E invece Il Tempo, ragazzi, apre con una cosa che nessuno si aspetta, ma è purtroppo poi la nostra vita quotidiana, soprattutto se siete nelle grandi città amministrate dalla sinistra. Roma caput stupri, non caput mondi, capito? Caput stupri. L'ultimo episodio di violenza all'uscita della metro Ionio, l'aggressione ai danni di una ventenne da 3 uomini, tutti i dubbi degli inquirenti e le perplessità del fidanzato, ma in città è allarme. Negli ultimi 2 anni almeno 16 casi, la nostra cronista sul percorso da incubo della ragazza. Daniele Capezzone, il nuovo direttore, dice né racconti edulcorati né doppiopesismi di comodo su questa vicenda che non è ancora chiara, ma ragazzi ne abbiamo tante altre da raccontare, e c'è paura per Milano, perché avete sentito, non ci sarà alcun Capodanno a Milano anche quest'anno. Via libera ai Maranza. Attenzione, se avete figli o nipoti, e soprattutto nipotine femmine, non fatele andare da sole a Milano. Che ci siano anche dei ragazzi insieme è il minimo, e non soltanto uno. Prima pagina del quotidiano Il Tempo, potentissimo, con Raffaele Bonanni che scrive Landini e il rito solitario dello sciopero. Giorgio Spaziani testa affitti brevi e un diktat che ha poco senso. Luca Danieli, la relatrice ONU e la rete in 22 paesi, ma a proposito il tour dell'albanese nelle scuole di mezza Italia. Ragazzi, questa la trovate a fare lezione ai vostri figli. Il centrodestra insorge, basta indottrinamento, cioè non soltanto Travoni, adesso arriva pure l'albanese a scuola dei miei figli. La relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese entra nelle scuole con un ciclo di incontri per sensibilizzare gli studenti su cultura e storia della Palestina senza cadere negli stereotipi. Ma la maggioranza protesta, basta indottrinamento. Torneremo sull'argomento, e come se ci torniamo, ma adesso ci fermiamo, e certo c'è la canzone indipendente e poi ci colleghiamo con l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia. Subito però la canzone indipendente, e c'è un jingle prima, e poi arriverà la presentazione della bravissima artista che si chiama Giulia Prisco, che ha fatto un bellissimo album tutto riservato al Natale. Ci ho montato l'albero di Natale ascoltando la sua colonna sonora. A voi Giulia Prisco.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti, io sono Giulia Prisco e sono qui quest'oggi per dirvi che insieme a Daniele Piovani abbiamo realizzato un nuovo album di Natale nato appunto dal desiderio di portare un po' di luce ed emozione in ogni caso in questo periodo speciale dell'anno. Ringrazio ancora tantissimo di cuore Radio Libertà e un caro saluto a tutti voi che ci state ascoltando. Buon Natale e buona musica! Certo, se siete cultori di nuovi artisti indipendenti sconosciuti a livello nazionale, quelli che non girano sulle radiolone, cercate Giulia Prisco, appena uscita con questa compilation di Natale. Astro del cielo è il canto natalizio più famoso al mondo, tradotto in più di 350 lingue e dialetti. La leggenda racconta che la vigilia di Natale del 1914, nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, le fazioni in battaglia si siano improvvisamente unite nel cantare questo canto natalizio, aprendo una tregua. Qui Europarlamento. Ma noi non apriamo nessuna tregua, anzi, questo messaggio è finanziato con il budget 400 del gruppo Patrioti per l'Europa. Il Parlamento non è responsabile per i suoi contenuti, dicitura doverosa per aprire le ostilità in senso buono con i nostri rappresentanti e i vostri rappresentanti in Europarlamento. Questa mattina abbiamo il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo all'interno del gruppo Patrioti per l'Europa. Paolo Borchia, buongiorno! Buongiorno, sei bellicissa stamattina, ostilità, non apriamo tregua. Ma dai, ti ho messo la canzone di Natale anche, vedi, perché le mie ostilità partono proprio dal Natale e insomma, visto che voi ci bazzicate a Bruxelles in quelle zone,
partiamo proprio dalla polemica sul Natale, perché cioè, questa volta l'hanno combinata grossa, fare il presepio senza metterci i volti, addirittura per non creare ostilità, appunto, con chi non la pensa come noi dal punto di vista religioso, o per non raffigurare, sai che c'è qualcuno che non può raffigurare determinati personaggi, e insomma anche quest'anno siamo da capo, però perdonami, forse va anche peggio rispetto agli scorsi anni, perché si comincia a parlare seriamente di un partito islamico, non soltanto in Italia, chiaramente non siamo sempre gli ultimi, ma quando arriva da noi ce ne accorgiamo. Che cosa sta succedendo su questo fronte, Paolo? Ma iniziamo dalla fine a proposito di questo partito islamico. Tra l'altro io premetto che diversi anni fa, quando abitavo nel comune di Saint-Josse, una delle municipalità di Bruxelles, nella mia municipalità c'era appunto un sindaco turco, quindi diciamo che purtroppo le tendenze del Belgio anticipano di 20-30 anni quello che succede negli altri paesi dell'Europa occidentale, per cui stiamo svegli, stiamo in campana. Fatta questa premessa, io stavo chiacchierando con una mia fonte che mi spiegava che il partito islamico di Bruxelles, quando è stato interpellato da questa mia fonte sul tema, questi, pensate, hanno alzato le mani sul tema presepe dicendo: ma noi non abbiamo chiesto assolutamente nulla. Per cui il sindaco di Bruxelles è un sindaco di sinistra. Lui, con questa strampalata idea di dare un omaggio ai lavoratori del settore tessile, di valorizzare la stoffa, ha ben pensato di mettere appunto queste teste senza un significato, senza una forma, fatte di sola pezza, di sola stoffa, e quindi è riuscita una cosa fatta molto molto male, e pensate, addirittura nell'ambito di una manifestazione di Pro-Pile poi è anche sparita la testa del povero Gesù bambino, per cui diciamo che ogni anno a Natale le contraddizioni di questa Europa vengono a galla molto puntualmente. Ovviamente partiamo con Astro del Ciel, a Natale siamo tutti più buoni, però un po' meno la Lega al Parlamento europeo, anche perché se siamo troppo buoni poi si asfaltano. Invece bisogna stare allerta e soprattutto denunciare una ad una queste distorsioni, altrimenti poi dallo scontro di civiltà ne usciamo a pezzi. Assolutamente sì, ragazzi, e ascoltando questa radio sentite ogni giorno fisicamente la notizia, perché ve la tiro dietro se non state attenti, perché altri purtroppo non ne parlano di questi argomenti. Si dimenticano, dormono. Si dimenticano, proprio così. Signori, Paolo Borchia stanno arrivando. Paolo, un fracco di WhatsApp al 340 6709 659. Ti conosciamo in tanti da tanto tempo, fai buona politica, e una cosa che state portando avanti, che avete cercato di portare avanti in Europa, visto che poi tu conoscevi bene la situazione, e la richiesta di Patriot for Europe è caduta però nel vuoto. Paolo, non si può discutere in Europarlamento dello scandalo che ha travolto Federica Mogherini e Stefano. Praticamente uno scherzetto che accade purtroppo spesso ai rappresentanti di una certa sinistra. Che cos'è successo? Tu hai detto la famosa frase che però lo avevo detto io, l'avevo segnalato tempo fa parlando della Mogherini. Sì, ma anche col tono antipatico, fastidioso di quello che in terza fila alza il ditino e dice: no, ma io l'avevo detto. Ma il tema Sammy è molto semplice. Nel 2020, ad aprile, allora, premesso che il mandato di Federica Mogherini come alto rappresentante per la politica estera era scaduto nel 2019 dopo le elezioni europee, messa lì da Renzi in un incarico che storicamente è sempre stato gestito dalla sinistra o dai socialisti o dai liberali senza grandi risultati, lo dobbiamo dire. Però una volta scaduto questo incarico ce la ritroviamo rettore o rettrice, non l'ho mai capito, del Collège d'Europe, questa università molto prestigiosa che viene tenuta molto in considerazione a Bruxelles, perché va a formare gli alti funzionari della Commissione europea, i diplomatici, per cui è una specie
di cantera, dove però vengono trasmesse delle idee che a noi non piacciono tantissimo. Comunque, al di là di questo, la cosa che mi stupisce e che mi spinse a scrivere una lettera al Consiglio d'amministrazione del Collège d'Europe fu che oggettivamente noi non siamo abituati in Italia a vedere dei rettori nominati in assenza di pubblicazioni a livello accademico, in assenza di un dottorato di ricerca, quindi in assenza di un curriculum adatto a livello accademico. Poi Mogherini chiaramente dal punto di vista dell'esperienza politica ne ha da vendere, però quella è un'altra cosa. Quindi in soldoni le dovevano trovare un altro contentino. Adesso, al di là di questo, questa lettera, Sammy, non aveva mai trovato risposta, anche perché oggettivamente non è che ci fosse molto da dire, nel senso che anche quella volta avevamo ragione. Questa lettera è rimasta in un cassetto per 5 anni, adesso è riuscita, perché comunque è giusto anche far vedere a chi ci segue che il lavoro della Lega in Europa è un lavoro molto da mastini. Non siamo simpatici perché siamo come le zanzare che impediscono ad un sistema che non funziona di farsi i fatti propri, però su questo va vigilato. Poi sulla vicenda giudiziaria io sinceramente continuo sempre a pensare che fino all'ultimo grado di giudizio tutti sono innocenti, però non dobbiamo nascondere che il sistema Italia, io ti faccio un ragionamento proprio operativo, è un sistema che viene penalizzato dai continui scandali, scandaletti. Poi avere a che fare con una procura veiga, ragazzi, non è una cosa che auguro a nessuno, però oggettivamente dai oggi, dai domani, la credibilità del sistema Italia a Bruxelles purtroppo va a farsi benedire. A proposito di credibilità dell'Europa e che cosa sta succedendo in Europa, allora ti condenso anche ciò che gli ascoltatori, che ripeto ti salutano caramente per averti ritrovato su queste frequenze. Stamattina. Sì, no, molto, io li ho riscaldati già dalle 7:30 che sono sotto torchio questi. Allora, da una parte lo scherzetto di Trump che dice Kiev subito nell'Unione Europea, dall'altra parte gli americani che dicono che l'Europa rischia di scomparire e che Trump, oggi ne parla sia Corriere che Repubblica, dice, ma poi ha smentito, che potrebbe concentrare le relazioni degli Stati Uniti su alcune nazioni. E quindi questo ce l'aveva predetto la nostra astrologa di fiducia già qualche tempo fa: l'Europa si smembrerebbe al più presto. E dall'altra però, perdonami, scusa, non facciamo finta di niente, la svolta dell'Europa sulla gestione dei flussi migratori. Ieri anche la decisione di aggiornare l'applicazione europea dei diritti dell'uomo al complesso mondo odierno. Insomma, qualche cosa si muove, tralasciamo il vizietto di alzarsi la busta paga, siamo arrivati a 35.800 euro al mese per la von der Leyen, sudati. Ma anche alla BCE non si scherza, tralasciamo, e giustamente sono soldi meritati. Come la vedi questa Europa? Cosa si sta muovendo? Tu non sei un cartomante, ma ci vedi molto bene dal punto di vista politico. Paolo Borchia. Ma ti ringrazio e me lo auguro di vederci abbastanza bene, ma cerchiamo di condensare in una sintesi tanti temi emersi. Anche qui comincio dalla fine. Allora, sai che in Veneto abbiamo avuto, oltre a una grande affermazione della Lega, però oggettivamente abbiamo avuto un 56% di persone che non sono andate a votare. Per cui oggettivamente alzarsi lo stipendio, che comunque non è uno stipendio che ti fa arrivare a fine mese con particolari difficoltà, in una fase come questa lo trovo francamente inopportuno, fuori luogo e irrispettoso della realtà che stiamo vivendo. Quindi questo è un primo punto che va analizzato. Poi per il resto sul tema Ucraina io premetto molto tranquillamente, poi insomma so che questo è un tema giustamente molto divisivo. Io tra Davide e Golia storicamente ho sempre fatto il tifo per Davide, però oggettivamente va fatta una valutazione sul significato dell'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, perché si tratta di un paese grande dal punto di vista dell'estensione, dal punto di vista della popolazione, per cui banalmente sui fondi della PAC, la politica agricola comune, quindi sono soldi
che i nostri agricoltori aspettano come la manna dal cielo, altrimenti non andiamo avanti. Con le regole attuali io spannometricamente credo che almeno metà del bilancio andrebbe a beneficio dell'agricoltura ucraina, creando quindi dei grossi scompensi non solo in Italia ma anche in altre agricolture europee, penso a quella spagnola, penso a quella francese, che appunto sui fondi della PAC ci campano, per cui sarebbe un impatto probabilmente troppo pesante. E poi attenzione, perché che chi ne dica Trump, con il quale spesso siamo d'accordo ma qualche volta no, ricordiamoci che esistono anche altri strumenti per aiutare i paesi senza far sì che questi diventino parte dell'Unione Europea, per cui serve un'operazione dal mio punto di vista molto ingombrante e soprattutto che andrebbe a creare delle problematiche anche in quei paesi dell'area, specialmente dei Balcani occidentali, che questi stanno aspettando da anni, sono in fila da anni, attendendo di entrare in Europa, poi tanti auguri, però a questi cosa raccontiamo? Che c'è l'Ucraina che li sorpassa a destra e passa in pole position. Oggettivamente non è un tipo di schema che va bene, anche perché ci sono dei criteri, ci sono degli standard da rispettare, e il fatto di essere un paese aggredito, magari dal punto di vista psicologico è anche normale che vada a portare della simpatia nei confronti dell'Ucraina, però oggettivamente da qui a dire entrate nell'Unione Europea senza che ce ne siano i requisiti che sono stati adottati per gli altri paesi non mi sembra lineare, non mi sembra che vada a beneficio di nessuno. Chiaro, abbiamo visto anche sui giornaloni di quest'oggi che la Lega è l'unica che alza il ditino anche qua in Italia sul fronte armi in Ucraina, e diciamo aspettiamo un attimo che almeno si concludano gli ultimi colloqui importantissimi. Senti, ancora a proposito di soldi, a proposito di Ucraina e di Russia, gli asset russi. Adesso c'è la Commissione europea che minaccia il Belgio perché se non fai quello che dice lei, che facciamo? Li utilizziamo questi soldi russi congelati in Europa? Cosa si muove su questo fronte? Ma sai, ti do un titolo, un virgolettato: Bruxelles minaccia Bruxelles. No, scherzi a parte, non c'è molto da ridere, però oggettivamente ci sono delle problematiche. Allora, innanzitutto non è che uno può dire perfetto, la Russia ha scatenato una guerra e quindi tutti i soldi mobilizzati in Occidente andiamo a prenderli per finanziare la contraerea. Non funziona così, perché dal punto di vista del diritto manca una base giuridica e scusate, c'è poco. Se io vado in tribunale e poi il giudice decide in base alla legge, non in base a quello che soggettivamente ritiene giusto. Al di là di questo, giustamente il Premier De Wever, che è dell'N-VA, un partito fiammingo che è iscritto ai conservatori, quindi paradossalmente stiamo parlando di un gruppo politico, quello dei conservatori appunto, che si è speso in maniera sempre molto evidente a sostegno dell'Ucraina. Quindi non è che il povero Premier belga possa essere accusato di essere filorusso. Lui giustamente dice: ma scusate, io non ho una base giuridica. E poi attenzione, se questi beni vengono sequestrati, poi cosa succede ai beni europei che invece sono investiti in Russia? Io da questo punto di vista credo che non si sia fatto un ragionamento in maniera approfondita, tenendo in considerazione anche quelli che possono essere i rischi. Quindi Bruxelles, l'atto Unione Europea molto superficiale nei confronti del governo del Belgio, e poi soprattutto a me questo atteggiamento paramafiosetto delle minaccette non è mai piaciuto. Non è mai piaciuto perché oggettivamente tu non puoi andare da uno Stato e dirgli: o fai come faccio io, altrimenti succede questo o quell'altro. Ecco, se un'organizzazione internazionale arriva a minacciare i suoi membri dicendo loro: ti faccio fare la fine dell'Ungheria, allora è un'organizzazione che è un binario morto.
Capite perché seguire la Lega anche sul fronte europeo? Seguite Paolo Borchia, ad esempio, su Instagram e capirete molte cose che sui giornali non sono scritte. Grazie davvero Paolo, un piacere averti con noi. Grazie Sammy, sempre un piacere. Saluto gli amici che hanno avuto la bontà e la pazienza di seguirci. Naturalmente ci teniamo aggiornati sui social e soprattutto ci vediamo sul territorio, che è la cosa che ci piace di più. Grazie Paolo Borchia. Buon lavoro Paolo, alla prossima. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Qui Europarlamento. E grazie naturalmente al gruppo Patrioti per l'Europa e al capodelegazione della Lega Paolo Borchia. Sono le 9:20, abbiamo ancora una manciata di minuti e come di consueto devo correre sul quotidiano Il Tempo perché è caccia al branco dell'aggressione venuta fuori dalla stazione metro a Roma, almeno 16 stupri dal 2023 nella capitale, con di spalla Roberto Arditi che scrive il fallimento del buonismo sugli immigrati. Ragazzi miei, oggi veramente potente il quotidiano Il Tempo con un viaggio a Conca d'Oro, quei parchi bui e desolati e la mensa della carità che attira gli sbandati. I residenti sono inferociti. Ma se siete di Roma e non solo di Roma, oggi Il Tempo è pieno di terribili emozioni con Piantedosi che dà ragione al Tempo. Sui reati nelle zone rosse Piantedosi ci dà ragione. Il ministro dell'Interno risponde al question time alla Camera. Il 73% degli allontanamenti ha riguardato gli stranieri. Avete sentito da più parti, signori, soprattutto se ascoltate noi, sono pochi gli immigrati, sì, ma fanno tantissimi reati, molti più degli italiani, li fanno quasi tutti loro. Tacciamo di infinite cose, ma proprio a proposito di migranti, a pagina 4 del Tempo, il modello Italia vince ancora in Europa. Meloni, hub stile Albania, sarà prassi condivisa. Intanto però oggi la protesta a Roma per l'imam espulso, che cattivoni questi del governo. Sabato il corteo in zona Termini, poveri noi, giovani palestinesi, Hanun e altre sigle manifesteranno per Shanin in attesa di lasciare il paese, speriamo bene. E poi naturalmente non potete mancare all'Albanese Tour, mi viene sempre in mente il comico, invece questa non fa per niente ridere, fa incazzare, il tour di Albanese nelle medie e nei licei. Insorge il centrodestra. Basta indottrinamento. Interrogazione di Amorese, Fratelli d'Italia, Sasso della Lega che dice dibattiti a senso unico. Ma certo, ma io sono d'accordo, facciamoli parlare tutti nelle scuole, ma ci sia interlocuzione tra destra e sinistra o semplicemente tra chi non la pensa come te. Vedi Kirk in America, vi ricordate? Stanno girando su Instagram tante sue chiacchierate e c'era sempre quello che non la pensava come lui, ma lui diceva il suo parere. E a Firenze il Consiglio Comunale la invita a un evento in suo onore. Giulia Sorrentino oggi sul quotidiano Il Tempo a pagina 5 con Luca Danieli che scrive la relatrice ONU e la rete ramificata in 22 paesi. In taglio basso il legame pericoloso tra collettivi e Islam radicale. Anche qui, signori, notizie che ci sono soltanto oggi sul quotidiano Il Tempo e sul quotidiano Il Giornale. Ve lo dico subito, e non comprate altri giornali. Scherzo. La lotta al caporalato, braccianti come schiavi, pagati 2,70 euro l'ora, arrestati marito e moglie. I carabinieri sono a caccia di 2 complici indiani della coppia, sequestrati 542.000 euro in un magazzino degli imprenditori. E anche qui in taglio basso abbiamo 5 minuti e io apro anche le linee, dai 5 minuti più veloci della nostra vita. Chiamate subito 0292947222 e mi scuso perché non sempre riesco ad aprire le linee, ragazzi, ma lo vedete, le notizie sono tantissime, non posso non darvele. L'Elmemeste, processo a Milano, è accusata di autoriciclaggio per 10 milioni per l'ex presidente Irene Pivetti. La conferma in appello la pena di 4 anni di carcere.
Chiaramente umanamente ci dispiace perché è una vecchia conoscenza nostra della Lega. Non c'è quest'oggi il quotidiano La Stampa in edicola e ti ripeto la notiziona che trovate però su internet e non ce n'è traccia su Repubblica è che si vende tutto. Elkann lo ha annunciato ieri sera, vendiamo tutto entro gennaio. Oggi La Stampa in sciopero, aspettando il Presidente della Repubblica in redazione, naturalmente per solidarietà all'assalto dell'altra settimana. Si vende La Stampa, si vende Repubblica, ma soprattutto, visto che siamo una radio noi, si vendono le radio. Radio DJ, M2O, Radio Capital, viene tutto venduto a un imprenditore greco. 0292947222, noi con le pezzi al culo, grazie a voi ascoltatori, andiamo avanti e vi ricordo sempre il conto corrente postale 37671294 per un versamento di qualunque entità che potete fare anche in un minuto andando sul sito radiolibertà.net e cliccando Dona ora. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, buongiorno, ciao Semmi. Ciao. Allora, le mie figlie sono andate a Praga. Tornando indietro mi hanno detto: papà, sono più sicura a Praga che a casa mia. Pieno di polizia, di militari, qualche barbone attorno, così nelle strade, diciamo, baluba zero. Però qua possiamo mettere anche l'esercito della salvezza per le strade, ma non servirà mai a niente perché questi hanno le mani legate. Il cancro è la magistratura e questi giudici corrotti che vogliono creare il caos nel nostro paese. Ciao. Grazie caro, e lo sapete, in primavera c'è un referendum proprio per cambiare questa magistratura, un piccolo passo verso il cambiamento, ma ci vuole una grande presenza da parte vostra votando sì. Ancora telefonate, il più veloce va in onda 0292 94 7222. Pronto? Buongiorno Sammy, ciao Antonella, ascolta, è un po' che te lo dico che La Stampa sta andando, tutti i giornali, c'è un bel casino, in piedi sta saltando tutto, senza che te lo dica la signora delle stelle, modestamente io sono mesi che te lo dico, che l'Europa è saltata, sta cambiando il mondo con lo zio d'America e lo zio della Russia, sta cambiando e adesso vedremo. Una cosa, quel signore che ha parlato prima, il deputato, senatore, ancora con sta storia, la Russia non ha invaso l'Ucraina non è un paese che è stato invaso, un povero paese da aiutare, la Russia ha liberato i popoli russi, russofoni del Donbass che erano sotto tiro ed erano ammassati giorno per giorno dai nazisti ucraini, perché lo sappiamo tutti che in Ucraina c'è un governo di nazisti. Allora, voi della Lega fatemi sto favore, piantatela di dire le bugie. So che vi state arrampicando sugli specchi, adesso Salvini si posiziona come si sta posizionando Conte, come si stanno posizionando tanti, perché hanno capito che volano, come ho sempre detto, dei grandissimi uccelli paduli all'altezza del culo, e tanti dei nostri politici, a partire da quella che c'è al governo, ha deciso di stare con Trump. Ma questa volta basta ipocrisia, o di qui o di là. Ma mandiamola, a parte che non abbiamo bisogno che noi la mandiamo a fare in culo l'Unione Europea perché è già morta di suo, l'Unione Europea non esiste più, però a un moto di orgoglio, Meloni, governo, stai con lo zio d'America. Grazie cara, un moto d'orgoglio signori, speriamo di averlo trasmesso, infuso in tutti voi che ascoltate una radio
diversa dalle altre, l'unica che vi fa parlare in diretta senza filtro o attraverso i vostri messaggi. Ne sono arrivati tantissimi al 340 6709 659. Vi invito a restare in sintonia perché io ritorno in onda alle 11 e chiaramente li leggerò tutti. Per il momento, grazie a Simone in regia, grazie a tutti voi, vi lascio con l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti.